Ore 16:30, la Fiat Punto guidata da Davis Marson, 28 anni, di Salgareda, che imbocca la curva di via Romanziola, 90 di Piave, poi la virata improvvisa verso sinistra. Le telecamere dell'agriturismo riprendono l'arrivo dell'auto, il silenzio, poi l'urto violentissimo contro una vettura che arrivava dalla corsia opposta. Abbiamo sentito un botto, una cosa spaventosa e appunto abbiamo visto l'incidente, siamo usciti e abbiamo portato i primi soccorsi, cioè, chiamando il 118 perché altro non abbiamo potuto fare. Subito sono arrivati il soccorso, i pompieri in velocità, ma ormai non c'era più niente da fare. Lo schianto con un'utilitaria con a bordo 3 persone, di cui una signora di 85 anni seduta sul sedile posteriore che per l'impatto è stata catapultata nella parte anteriore dell'auto. Feriti, ma non in modo grave, sono stati tutti e tre portati all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Per Davis Malson, invece, inutile ogni tentativo di salvarlo. Troppo violento lo scontro che ha sbalzato l'auto del giovane sul campo adiacente alla strada. Davis aveva da pochi giorni compiuto 28 anni. A Fausto e Fabio, titolari dell'azienda opitergina dove lavorava, il messaggio mandato la scorsa settimana. «Non vedo l'ora di tornare», diceva. Il giovane sarebbe infatti dovuto rientrare in queste ore dopo le vacanze pasquali e qualche giorno di malattia trascorso a casa. Lo aspettavamo per festeggiare il suo compleanno, raccontano i titolari. Un ragazzo solare e intraprendente che aveva cominciato a formare i più giovani, che lo seguivano anche nelle sue trasferte all'estero. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello maggiore Loris. Salgareda, paese d'origine del giovane, è in lutto. Nella piccola comunità, infatti, Davis era molto conosciuto, tanti gli amici e i legami con il paese, a partire da quello della famiglia, volontaria da tempo della Proloco paesana. Dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente. Siamo veramente molto addolorati, tutta la comunità è rimasta sgomenta.